trasformatore, colui che dà un montaggio invece ne trae la linfa vitale per presentarlo nel mio dimore. Niente, io ho cominciato a fare un po' di intaglio, diciamo, perché mi piace decorare le tavole, non solo semplicemente con un vaso di fiori, ma anche con qualcosa fatto con le mie mani. Ho cominciato i primi fiorellini, diciamo, con mio cognato, insegnante di cuochi a Trento, e dopo ho proseguito. Io sono andato avanti, diciamo, col mio lavoro e ho fatto qualcosa di più di quello che avevo imparato da lui. Ho fatto 2 corsi per perfezionamento con Tino Savio e con Girolamo Brescia.